che è fatta da uno specialista in idrologia e specialista soprattutto in alcuni aspetti legati all'idrologia, cioè alluvioni, quindi desertificazione, siccità, eccetera, e anche dei rapporti tra l'idrologia e la società, quindi gli aspetti sociali. Io sono molto sintetico, il professor Gunther Bloschl insegna all'Università di Bologna, ma insegna anche all'Università Tecnica di Vienna. Lascio la parola al professor Roth, che invece introdurrà dal punto di vista personale e scientifico il professor. Prego. Grazie Presidente, è per me un grande piacere presentarvi oggi Gunther Bloschl e le sue ricerche e le sue attività. Gunther Bloschl, come ricordato, è contemporaneamente docente in 2 prestigiose università, l'Alma Mater Studiorum di Bologna e la Università Tecnica di Vienna. Il lungo curriculum può essere riassunto soltanto con una semplice citazione, perché nel marzo dello scorso anno è stato insignito dello Stockholm Water Prize, un premio assegnato, come dice il titolo, a Stoccolma e quindi assegnato dalle stesse persone del premio Nobel, ed effettivamente è considerato nel campo dell'acqua il sostanziale equivalente del premio Nobel, che infatti per l'acqua non esiste, non è proposto. Quindi questo già vi riassume quali sono le caratteristiche di una persona a cui viene insignito di questo premio. Beh, quello di un'attività ovviamente vasta, ovviamente molto specifica allo stesso tempo, che ha un impatto sulla società, che ha un impatto non soltanto limitato all'attività di ricerca e certamente non limitato ad un'area specifica del globo, della Terra, ma che è svolta a vantaggio di tutte le persone. L'attività del professor Bloschl è nel campo dell'idrologia prevalentemente, anche se è stato uno degli iniziatori di un spostamento dell'attenzione a quella che oggi è definita la socio-idrologia, cioè un'idrologia che tenga conto di quello che sono le ricadute e i legami con la società e quindi le modifiche che noi possiamo temere, possiamo pensare su quello che è l'acqua, la sua distribuzione nello spazio e nel tempo a scala planetaria, ha sulla vita delle persone. E ovviamente sono cose di cui abbiamo sentito dire, sono cose che hanno un impatto molto forte, probabilmente già da oggi, ma fortemente temuto per i decenni a venire. Il professor Bloschl unisce questo ad una descrizione dei processi idrologici che contemporaneamente guarda alle diverse dimensioni, alle diverse scale spaziali del problema, quindi sia dalla scala globale, dalla scala planetaria, alla scala regionale. E questo particolarmente indirizzato a quello che sono i processi di inondazione, i processi di estremo, nella parte positiva e nella parte negativa delle siccità, e ad una interazione con quello che è il territorio e i cambiamenti temuti del clima futuro. Direi che dentro questi temi c'è tantissima roba e quindi vi ringrazio per la vostra presenza e lascio la parola al professor Bloschl. Grazie mille dell'invito al Presidente, grazie per l'introduzione, sono molto contento di essere qui e parliamo oggi della siccità da un punto di vista globale, quindi non sono slide che illustrino i problemi locali dell'Italia, di una città, ma tutto a livello globale, ma comunque anche di rilevanza a una scala locale. E mi metto qui, è meglio così, giusto?
E cominciamo qui, crisi climatiche causate dal cambiamento climatico, una prospettiva globale. E comincio con qualche foto. Qui in India, mancanza dell'acqua incide decisamente sulla vita degli individui, sulla vita personale di tante persone. Vediamo qui la situazione, il problema dell'inquinamento dell'acqua e la stessa acqua che viene usata per il potabile. E quindi si vede che ci sono problemi della qualità dell'acqua. Ok, grazie. Siccità in California, in tutto il mondo, ci sono periodi con meno acqua del normale, come qui in California, con gli invasi vuoti, o la siccità famosa in Australia che si chiama Millennium Drought. Sono stati 10 anni di una siccità in Australia con una ricaduta molto rilevante su tutta la città, su tutta l'industria, su ogni cittadino e cittadina. Qui la siccità in Europa, in particolare in Francia nel 2003, in Sicilia 2024, anche qui al nord negli ultimi anni ci sono state siccità. Una crisi idrica globale con il punto di domanda, in totale ci sono 2 miliardi di persone senza un adeguato accesso all'acqua, 2 miliardi su 8 miliardi in totale. 3 milioni di persone muoiono ogni anno a causa di questo. Sono 3 milioni che non vediamo alla TV, perché muoiono comunque. Perché non li vediamo alla TV? Perché non ha una rilevanza economica. Ma il motivo principale di questo numero di morti sono problemi con l'acqua, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Cominciamo il clima e la crisi idrica globale, e questa slide è quella fondamentale del ciclo idrologico globale. Cos'è il ciclo idrologico? Questo è il processo della evaporazione dell'acqua e l'aria sposta la umidità nell'aria finché non piove e c'è una generazione del deflusso sul terreno, la infiltrazione nelle falde e infine l'acqua torna negli oceani e questo ciclo continua per sempre. Nel valutare quanta acqua c'è in questo ciclo, ci sono 2 caratteristiche che ci interessano. Un caratteristico è quanta acqua è stoccato, quanta acqua è immagazzinato. Una caratteristica nell'oceano, nei laghi, eccetera. La seconda caratteristica è il flusso dell'acqua, e quanta acqua si sposta ogni anno dall'atmosfera sui continenti, dai continenti nei oceani. Sono flussi e l'unità non sono metri cubi, ma sono metri cubi all'anno. Questa è una bella differenza tra queste cose. Il volume dell'acqua non è la caratteristica rilevante per la gestione dell'acqua. E come volume in banca dei soldi va bene per qualche anno, ma per una gestione sostenibile, quello che conta sono i flussi dell'acqua, sono le entrate annuali. Questo che conta. Quindi questi volumi che vediamo qui nell'oceano qui, questa cifra non è rilevante. Veramente quello che è rilevante è la precipitazione totale che vediamo qui, 111.000 chilometri cubi all'anno. Questo è il flusso o l'evaporazione, il deflusso all'anno. Okay? Sono i flussi che contano per la gestione sostenibile. Qui vediamo qualche cifra. La precipitazione totale sulla terraferma è 111.000 chilometri cubi all'anno. Questa è l'acqua disponibile di precipitazione. Una parte di questo evapora e quindi non è disponibile direttamente per l'uso, un po' più della metà, il resto è il deflusso, quello che scorre sulla superficie
dei continenti. Questo è un numero immenso, è tanta acqua, e per capita questo numero è anche immenso, sono 6.400 metri cubi per persona per anno, tanta acqua. In media, e perché c'è un problema con la siccità? Perché ci sono problemi con il consumo dell'acqua? Perché ci sono problemi? Vediamo, il consumo di acqua in media è soltanto 800 metri cubi al persona all'anno, soltanto più o meno il 10% dell'acqua disponibile a livello mondiale viene consumato, invece il 90% no. Qual è il problema? Il problema è che questa è la media globale e la media in un lungo lasso di tempo. Invece c'è una variabilità nello spazio, ovviamente ci sono posti nel mondo dove c'è meno acqua, c'è di più, e anche una variabilità temporale, anni più secchi, anni più ricchi di acqua. Ok, questo è il problema non è la disponibilità media, perché c'è tanta acqua, ma la variabilità nel tempo e nello spazio. E guardiamo all'inizio la distribuzione spaziale, la variabilità della disponibilità nello spazio, nei vari continenti. Guardiamo qui nella prima riga Africa con una precipitazione di 690 millimetri all'anno, e questa profondità di acqua, in media in acqua, e di questa precipitazione la evaporazione è 550 mm, il resto, la differenza tra precipitazione e evaporazione è il deflusso nei fiumi del continente di Africa, e quindi l'evaporazione è molto alta. Il rapporto tra deflusso e precipitazione è il 20%, vuol dire soltanto il 20% della precipitazione defluisce sulla superficie e arriva nei fiumi. Invece in altri continenti è un po' diverso, per esempio in Europa questo rapporto è il 44%. Perché? Perché in Africa c'è tanta evaporazione, perché è vicino all'equatore, quindi la evaporazione è molto alta. Ok, vediamo qui un po' della variabilità, della disponibilità dell'acqua, e qui una mappa, è una cosa simile, il deflusso. Questo deflusso che vediamo qui, in questa colonna rossa, vediamo qui su questa slide come una mappa, e si vede molto bene, per esempio nel Rio delle Amazzoni, in Brasile, c'è tanta precipitazione, tanta acqua, il fiume più grande del mondo, invece in altre zone c'è meno acqua. Quindi la media a livello globale non conta tanto, è quella disponibilità locale che conta. Ok, ma non soltanto la variabilità spaziale è rilevante, ma anche quella temporale, che vuol dire perché non piove la stessa quantità ogni anno, alcuni anni sono più secchi, altri anni più umidi, perché? Questo ha a che fare con la circolazione globale dell'atmosfera. L'atmosfera è come un motore di una macchina, ovviamente l'energia viene dal Sole, che riscalda l'equatore più del resto del mondo, e che porta a un updraft, a un movimento dell'aria in alto, il che produce precipitazione vicino all'equatore e anche un movimento dell'aria in tutto il mondo, la circolazione globale dell'atmosfera. Ma non soltanto questa circolazione è rilevante nello spazio, ma anche nel tempo ci sono fluttuazioni importanti che portano a un effetto interessante, per esempio nell'Oceano Pacifico. Questo fenomeno chiamiamo El Niño, come il bambino in spagnolo, è una fluttuazione della temperatura dell'Oceano Pacifico che risulta in un processo accoppiato
tra l'oceano e l'atmosfera. La temperatura dell'oceano cambia, il che porta a un movimento dei venti, il che anche influisce sul livello dell'acqua dell'Oceano Pacifico. Questo fenomeno di accoppiamento dell'atmosfera e dell'oceano incide su tutto il clima mondiale, in particolare nel Pacifico e nei continenti limitrofi, e causa cosa? Causa un aumento della precipitazione in Sud America, anche in Nord America, in alcuni anni, con un ciclo di più o meno 7-10 anni, e una siccità in Australia, anche in Cina. In altri anni è l'opposto. Ci sono delle alluvioni in Australia e siccità in Perù e in California. Questo processo è quello di un accoppiamento dell'atmosfera con gli oceani. Qui vediamo un esempio della siccità in Australia, del Millennium Drought, che ha a che fare con questi cicli di una fluttuazione accoppiata dell'oceano e dell'atmosfera. Qui in alto la linea blu, quella linea celeste, è la precipitazione dal 2000 fino al 2011. Vediamo qui con la freccia rossa un minimo di precipitazione, sembra poco, ma questa piccola differenza porta a un minimo più chiaro, per esempio nel livello dell'acqua nelle dighe, perché c'è meno acqua disponibile e questa differenza, questa mancanza dell'acqua accumula durante gli anni. Vediamo questa linea verde. Invece l'acqua sotterranea, questo è il livello delle falde, e qui un declino, un calo durante questo periodo di 10 anni. Questo effetto temporale è interessante perché la fluttuazione nella precipitazione è tra gli anni, con una frequenza diciamo di 1 anno, 2 anni, e invece il risultato causato dal stoccaggio dell'acqua sul continente porta a una fluttuazione con una lunghezza dell'onda più lunga di 10 anni o 15 anni. Ha a che fare con lo stoccaggio, con la memoria del stoccaggio dell'acqua sul continente, in questo caso in Australia. Il cambiamento climatico e la crisi idrica globale. Guardiamo questa slide, un po' una slide enigmatica, una slide che è molto conosciuta. Cosa mostra? In nero, la linea nera mostra l'anomalia della temperatura media dell'aria a livello globale. L'anomalia vuol dire la differenza tra questa temperatura, della temperatura dalla media. Quello che vediamo negli ultimi 30-40 anni c'è un aumento della temperatura globale osservata, nero osservato. E invece la linea marrone è la simulazione con i modelli climatologici. Sono i modelli del clima che mostrano una tendenza simile. L'andamento della linea marrone è simile a quello della linea nera, che vuol dire che i modelli funzionano, sono affidabili, sono in grado di simulare il cambiamento della temperatura a livello globale. Invece la linea verde mostra sempre il risultato dei modelli, degli stessi modelli, invece senza effetto serra, che vuol dire l'aumento del CO2 nell'atmosfera e l'effetto sulla radiazione termica non viene considerato nella linea verde e quella verde rimane bassa. La differenza tra la linea verde e quella marrone è l'effetto degli uomini. Questo è l'effetto umano causato dalle emissioni e gli altri effetti sull'atmosfera. Questa figura mostra, sì, c'è un effetto molto chiaro delle emissioni sul bilancio energetico, sulle temperature del mondo. Questa è la temperatura
il cambiamento della temperatura è quasi banale, è un processo complesso, ma comunque non tanto complesso, perché c'è il bilancio energetico, le equazioni fondamentali le conosciamo, e invece la precipitazione è un processo molto più complesso. Innanzitutto tutto è un processo a soglia, che vuol dire piove quando viene superata una soglia, e quindi non lineare, e anche più complessa, ha a che fare con tutta la circolazione globale dell'atmosfera. Quindi è più difficile misurare questo cambiamento nelle precipitazioni, e ancora più difficile prevedere il futuro del cambiamento delle precipitazioni. E qui vediamo un esempio delle misurazioni delle precipitazioni a livello globale. Quelle che vediamo nelle zone verde, qui all'equatore, la zona verde, è un aumento un po' più in basso, in giù dell'equatore. Questa è una zona dell'aumento delle precipitazioni, quelle precipitazioni osservate. Invece in giallo un calo, una diminuzione delle precipitazioni. Invece più al nord ancora un aumento delle precipitazioni. Questa figura mostra non c'è un processo uniforme in tutto il mondo. Semplicemente non è vero che la precipitazione aumenti dappertutto. No, il cambiamento è più differenziato, ci sono più sfumature su questo cambiamento. Questa non è una figura molto nuova. Un mio studente adesso sta facendo un'analisi delle stesse cose con dati più nuovi. Quelle che si vede con i dati più nuovi fino all'ultimo anno, c'è un aumento in particolare vicino all'equatore delle precipitazioni. Invece su una latitudine di 30-35 gradi c'è un calo leggero, in media in funzione alla latitudine. E la media globale mostra un aumento, ma in media un aumento della precipitazione del 5% negli ultimi 50 anni. Un leggero aumento che ha a che fare con un aumento della evaporazione, perché c'è più energia disponibile, ma è leggero, sono 5%. Questo cambiamento di 5% non è così rilevante. Più rilevante sono queste differenze più differenziate, queste differenze che non sono le stesse in tutto il mondo. E adesso c'è un esempio dell'Austria, perché ho lavorato tanto in Austria, essendo austriaco, e lavorando al Politecnico di Vienna, oltre l'Università di Bologna. Un esempio dell'Austria. Cosa vediamo? Sempre l'anomalia. La linea blu è l'anomalia, vuol dire la differenza dalla media della precipitazione media per tutto il territorio dell'Austria. L'Austria ha una dimensione, un'area di 84.000 km², un piccolo paese. Comunque questa zona è molto ben strumentata. Cosa vediamo? Vediamo un aumento delle precipitazioni. In media la precipitazione è di 1.200 mm all'anno, che è tanto. La media in Italia sarebbe 950 mm all'anno, un po' di meno perché in Austria ci sono le Alpi, che piove di più. Comunque è un aumento del 80 mm all'anno, molto significativo. Se guardiamo il deflusso, quello è il flusso di tutti i fiumi dell'Austria. Il deflusso è la parte della precipitazione che non evapora. Quello è il deflusso, quello entra nei fiumi dell'Austria. Anche qui abbiamo misurazioni di alta qualità. E questo flusso in media per il paese è di 730 mm all'anno. La differenza tra precipitazione e deflusso è la evaporazione.
perché è difficile misurare l'evaporazione direttamente, ma la stiamo come differenza tra precipitazione e deflusso, e l'evaporazione è di 500 mm all'anno, ma la cosa rilevante adesso è che sta aumentando. L'evaporazione sta aumentando del 80 mm all'anno o di 17%. Adesso l'evaporazione in Austria è il 17% di più rispetto a 40 anni fa. La differenza, soltanto la differenza nell'evaporazione in Austria è pari al totale consumo potabile a livello globale. È tanta acqua che perdiamo nell'atmosfera. E ovviamente anche in Italia l'evaporazione sta aumentando, forse un po' meno, ma comunque c'è un aumento nella evaporazione che non si vede, ma comunque è molto rilevante. Se vogliamo analizzare, guardare la disponibilità dell'acqua, non basta la precipitazione, dobbiamo anche guardare l'evaporazione, che può essere ancora più importante per valutare l'insistenza di una crisi idrica. Siccità in Italia c'è un esempio di un mio collega di Bologna, Alberto Montanari, che ha analizzato il motivo per le magre del fiume Po. Magre è un periodo durante l'anno quando il livello dell'acqua nel fiume è molto basso, indicatore di una siccità, un basso livello dell'acqua, una magra, e ha analizzato perché le acque del Po sono state così basse negli ultimi anni, e ha trovato in questo articolo ci sono vari motivi: un cambiamento delle precipitazioni, ma non necessariamente un calo, ma uno spostamento della stagione, un aumento della evaporazione, come ho detto anche in Austria, e aumento dell'uso irriguo. Non tutti i fattori sono naturali, anche l'uomo incide sostanzialmente sul ciclo idrologico, e l'irrigazione nella pianura padana ovviamente è molto rilevante. Anche l'aumento di questa irrigazione porta a una diminuzione delle portate del fiume Po. A livello globale, cosa vediamo qui? Vediamo qui le previsioni per il futuro con i modelli climatologici. In alto a sinistra lo scenario delle precipitazioni, la differenza tra quella situazione attuale e quella situazione futura nell'anno 2100. E cosa vediamo? Vediamo un aumento delle precipitazioni vicino all'equatore. Queste sono le zone verdi che già vediamo infatti nei dati, ma anche una diminuzione delle precipitazioni nel Mediterraneo secondo i modelli. Una cosa che già vediamo nei dati un po', non molto chiaramente, ma c'è una tendenza di un calo delle precipitazioni annuali, non molto chiara, ma c'è una tendenza, ma la previsione per il futuro è peggio, è peggiore. Invece l'evaporazione aumenta dappertutto, perché per la disponibilità energetica. In basso a sinistra vediamo il deflusso, quella è la quantità che è rilevante per l'uso per gli uomini, per l'uso della società, e vediamo in alcune zone del mondo questa disponibilità dell'acqua aumenta, in altre zone diminuisce. Non c'è un pattern uniforme, dipende dove siamo, può essere un aumento o anche una diminuzione. Ok, qui un'altra volta una slide per la previsione del deflusso o la disponibilità dell'acqua tra 50 anni. Ok, e qui vediamo uno zoom per Europa. Cosa vuol dire per Europa? Sempre uno scenario, una previsione. Generalmente c'è un calo nella disponibilità dell'acqua nel sud dell'Europa. Nel nord c'è un aumento della precipitazione, ma un po' anche un aumento dell'evaporazione.
quindi la disponibilità dell'acqua non cambia tanto, ma nel sud dell'Europa, nel Mediterraneo, sì, c'è un calo delle mare e anche della disponibilità dell'acqua. Ok, abbiamo parlato del ciclo idrologico, abbiamo parlato del clima e il suo effetto sul ciclo idrologico, adesso parlo del consumo di acqua, quanto acqua abbiamo bisogno e quanto acqua usiamo. E gli usi principali sono tre usi principali. L'uso più importante dell'acqua è quello della irrigazione a livello globale. Dopo viene l'industria, dopo il potabile. E come regola semplice, l'uso domestico è 10 metri cubi per persona e l'anno. Quello dell'industria 100 metri cubi per persona l'anno e l'irrigazione 1000 metri cubi per persona e l'anno. Che vuol dire? A livello globale, il problema serio, il problema vero, il vero problema non è il potabile, ma è l'irrigazione, perché abbiamo bisogno dell'irrigazione per produrre cibo in zone dove non piove tanto, perché ovviamente ci sono culture che hanno bisogno di più acqua di quanto c'è in questa zona. E vedete in particolare nel sud globale c'è l'irrigazione, in Europa molto di meno, ovviamente nella pianura padana c'è tanto, ma in nord Europa poco perché piove di più e c'è meno evaporazione. Anche le culture sono diverse, alcune culture hanno bisogno di più acqua. Ok, irrigazione numero 1, dopo l'industria, dopo il potabile. Comunque il potabile può essere un problema alla scala locale, può essere un problema molto importante a scala locale, ma non a scala globale. Ok, la crisi idrica globale è una crisi alimentare, perché? Esattamente per questo motivo, per l'irrigazione, e dipende dalla cultura, il fabbisogno idrico è diverso. Per il riso, per esempio, per il grano, abbiamo bisogno di 1300 litri per produrre 1 chilo di grano. 1 chilo di grano vuole più o meno 1 metro cubo di acqua, 1000 volte di più di quanto è pesante il grano. E va bene, però per produrre carne ci vuole ancora di più acqua. Per produrre 1 chilo di manzo, per esempio, 15.000 litri per produrre 1 chilo di manzo. E perché tanto di più? Perché quello che mangiano le mucche o il maiale è cibo vegetale, ma l'efficienza del corpo dell'animale è soltanto del 10%. Per questo motivo aumenta il fabbisogno idrico per la produzione della carne. La carne richiede molto di più acqua rispetto agli alimenti di origine vegetale. E quindi uno spostamento nella dieta di un popolo può incidere molto significativamente sul fabbisogno idrico. Questo è un esempio della Cina, dove una volta, nei tempi storici, ci mangiava tanto riso, perché era un cibo economico. Adesso, con il cambiamento della cultura, anche con l'aumento del benessere generale, è aumentato il consumo della carne, il che ha come risultato un aumento dell'uso, del consumo dell'acqua per l'irrigazione. E quindi anche la nostra dieta incide sul sul consumo idrico a livello globale. Ovviamente anche il numero delle persone incide, questa è la crescita della popolazione globale,
che non è la stessa in tutto il mondo. Alcuni paesi come la Nigeria, in Africa centrale, l'Indonesia, India, hanno una crescita enorme della popolazione, invece altre zone, Europa, Cina, invece no, un calo o poco cambiamento nella popolazione. E ovviamente il consumo dell'acqua anche dipende dalla crescita della popolazione. Eppure l'economia incide. La forza economica è l'acqua. Vediamo qui una mappa del prodotto interno lordo. I paesi blu sono quelli più ricchi, quelli rossi sono quelli più poveri. E ovviamente è un paese dove c'è più benessere, ci sono più modi, più potenzialità per attingere a diverse fonti d'acqua, e nei paesi rossi invece meno. Per questo motivo si dice che la crisi globale dell'acqua, quello è il tema di oggi, non è soltanto una crisi del clima, una crisi della idrologia, ma è anche una crisi economica, perché per esempio qui in Africa, questa è la zona arancione che vediamo in Africa, piove tanto, piove anche 2 mm all'anno. Questa zona vicino all'equatore non è secca, non è arida, c'è tanta pioggia, però non arriva mai nel rubinetto delle case, perché per motivi economici, anche motivi politici, motivi culturali, dobbiamo per questo motivo non soltanto considerare le scienze, ma anche le lettere. Siamo qui nell'Accademia delle Scienze e delle Lettere. Queste due, diciamo, le due parti della conoscenza dobbiamo collaborare insieme, altrimenti non è possibile risolvere i problemi. Dobbiamo collaborare insieme perché spesso è anche un effetto culturale, non soltanto quello delle scienze. Soluzione alla crisi idrica globale. Ci sono due possibilità se c'è un problema di scarsità: aumento della fornitura, un aumento dell'offerta, o una riduzione della domanda. Okay? E cominciamo con l'aumento della disponibilità, che vuol dire fornire più acqua. Visto che il problema non è intanto la media della disponibilità a livello globale, ma la variazione nello spazio e nello tempo, una soluzione classica è la compensazione della variazione nello spazio e nello tempo. In alto vediamo la compensazione dello spazio, sono progetti di diversione, qui vediamo un canale in Cina, che porta acqua dal sud, dove piove di più, al nord, dove c'è più popolazione, ma è più, questa zona di Cina, vicino a Pechino, è più arida. Questa è una compensazione nello spazio. L'altra possibilità è la compensazione nel tempo, per esempio attraverso invasi. Qui vediamo una mappa delle grandi dighe a livello mondiale, anche in Italia, in Europa ci sono tante dighe, principalmente sono state costruite nella prima età del Novecento, anche alcune dighe sono state costruite nel dopoguerra. Cosa fanno? Fanno una compensazione nel tempo. Piove di più in inverno, meno in estate, fanno questa compensazione e funziona bene. Altre soluzioni tecniche. Agricoltura. Visto che l'irrigazione è il consumatore più importante dell'acqua a livello mondiale, possiamo anche aumentare l'efficienza dell'irrigazione. Per esempio sostituire un'irrigazione a pioggia, che vediamo a sinistra, con un'irrigazione a goccia, che è un tubo con dei buchi fuori, che riducono le perdite della evaporazione e quindi può aumentare l'efficienza anche del 50%. Ma non si può fare con un grano, per esempio, soltanto per alcune culture che sono
adatti a questo tipo di irrigazione. Ma la tecnologia non è l'unica soluzione, anche io sono ingegnere, ma comunque non è tutta la verità, abbiamo sempre una soluzione, ma è meglio, molto meglio, puntare non soltanto sulle soluzioni dell'ingegneria, ma anche puntare sul resto delle soluzioni. E una soluzione, un tipo di queste, sono le soluzioni organizzative, la gestione integrata delle risorse idriche, tenere in conto la sostenibilità dell'acqua, adattamento dell'industria, anche della dieta, per esempio mangiare più verdure, meno carne. Soluzioni economiche, ovviamente il commercio è molto importante, il commercio da merci da un paese dove piove di più verso una zona dove piove di meno. Qui c'è il concetto dell'acqua virtuale. L'acqua virtuale vuol dire la quantità dell'acqua incastrato, ci potrebbe dire, in 1 chilo di grano. Quanta acqua ci vuole per produrre 1 chilo di grano? Abbiamo detto ci vogliono 1000 litri di acqua, più o meno. E invece di trasportare 1000 kg di acqua, che è molto ingombrante, trasportiamo 1 chilo di grano. Questa è l'idea dell'acqua virtuale. E questo viene fatto ovviamente. E qui vediamo una mappa del trasporto degli alimentari di un paese in un altro paese che si può considerare come flusso di acqua, flusso di acqua virtuale. Soluzioni politiche, legali, sociali ugualmente importanti come quelle ingegneristiche, spesso ancora più importanti. Sensibilizzazione della popolazione, strutture giuridiche anche nella gestione dell'acqua, istruzione a tutti i livelli. Con riferimento all'istruzione, anche visto che siamo in un'accademia delle scienze delle lettere, l'istruzione è molto rilevante e lo dimostro con l'esempio dei Caraibi, 3 paesi, Haiti, Repubblica Dominicana e Cuba. Sull'asse orizzontale abbiamo la percentuale di donne di meno di 39 anni con una istruzione secondaria. Quindi a destra abbiamo i punti con un alto livello di istruzione, a destra. Quindi Cuba ha un sistema di educazione e istruzione molto più avanzato rispetto a Haiti. Haiti è ovviamente il caos completo. E invece all'asse verticale vediamo il numero dei decessi, sono i morti, come risultato delle catastrofi, uragano, terremoti, eccetera. È una zona molto esposta a questi eventi. C'è una correlazione negativa. Cosa vuol dire? La correlazione negativa vuol dire più alto il livello di istruzione, più basso è il numero delle vittime. Che vuol dire? Non è soltanto un affare della tecnologia, dell'economia, anche il livello di istruzione incide molto sulla capacità della resilienza della popolazione. E questo messaggio è anche valido per l'Europa, non soltanto per i Caraibi. Conclusione. Le cause della crisi idrica globale non è tanto la media globale che è rilevante, ma la distribuzione disomogenea nello spazio e nello tempo che dobbiamo considerare. I cambiamenti climatici ci sono e mettono la situazione in una luce più difficile. La regione mediterranea è un hotspot, quindi un posto dove le previsioni, gli scenari prevedono
di una crisi rispetto ad altri posti. Maggiore diminuzione del flusso rispetto a quanto previsto. Il consumo, crescita della popolazione, e la popolazione globale crescerà anche nei prossimi decenni, e un cambio della dieta che anche rende la situazione più seria. Soluzione di adattamento. Ci sono tante soluzioni, ma il messaggio qui è le soluzioni tecniche non sono le uniche soluzioni. Ci sono soluzioni tecniche, organizzative, economiche e pure sociali. E mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente sono a disposizione per eventuali domande. Grazie mille. Grazie, ringraziamo il professor Blöschl per questa diciamo, rassegna di una serie di problemi legati comunque tutti al cambiamento climatico. Cambiamento climatico che agisce prevalentemente anche sulla disponibilità di acqua, e però questa disponibilità di acqua è legata a tanti fattori, non solo, come ha detto il professore, fattori tecnici, fattori meteorologici, ma anche fattori sociali, fattori economici, quindi è un problema certamente non semplice, ma che purtroppo si sta aggravando nel tempo. Più andiamo avanti, più questi problemi legati ad esempio alle alluvioni o alle siccità, alla mancanza di acqua, aumentano sempre di più. Comunque, grazie comunque per il suo intervento e lasciamo spazio alle domande. Ci sono domande? Buongiorno, io sono un chimico e quindi sono abituato a ragionare in termini di molecole e di bilanci di massa. E devo dire che secondo me è sbagliata la parola consumo, perché una cosa è usarla l'acqua e un'altra è consumarla dal punto di vista proprio chimico, perché io sono un chimico e ragiono in termini chimici, no? Perché la maggior parte degli usi dell'acqua non consuma in realtà la molecola dell'acqua, no? Per esempio lei ha detto che ci vuole, non mi ricordo, 10 kg d'acqua per un chilo di grano o qualcosa del genere, no? Evidentemente il bilancio di massa vuol dire che di quei 10 kg d'acqua quasi tutti restano acqua, perché il grano è fatto anche un po' di ossigeno e di idrogeno, ma di altre cose, no? Per esempio, quindi se io anche irrigo, per dire, una pianta di fiori, l'acqua poi mi esce dal vaso. Quindi io non ho consumato acqua, l'ho usata, no? L'ho sporcata magari, però quindi secondo me questo è abbastanza importante, perché bisogna distinguere, perché l'acqua non si consuma, l'acqua è la molecola più stabile che esista e quindi si forma piuttosto che consumarla. Certo, capisco che è un ragionamento da chimico che magari però secondo me è importante distinguere l'uso dal consumo. Ok, grazie mille per la domanda, è una domanda interessante. Infatti è una domanda linguistica, non è una domanda tecnica. Cosa è il consumo o cosa è l'uso? Per esempio, se lei spende i soldi, sono usati o sono spenti? No? Per me non ce l'ho. E quindi la stessa cosa vale per un bacino, per il continente. Se c'è l'evaporazione non c'è più disponibile in questo volume di controllo. Quindi facciamo, come scienziati conosciamo, per applicare un bilancio di massa dobbiamo definire un volume di controllo. Cosa viene oltre i confini di questo volume? Questo resta nel volume. E come nel nostro bilancio della famiglia, familiare, se questi soldi vengono oltre la famiglia, non ce l'ho più. Quindi è vero che i soldi non spariscono, ma ce l'ha qualcun altro e per me non sono più utili. E per questo parliamo infatti del consumo dell'acqua nella idrologia, non dell'uso dell'acqua. Perché consumo? Perché non è più disponibile nel bacino. E invece per la idroelettrica, in questo caso parliamo dell'uso,
perché l'acqua viene usata da un livello più alto energetico fino a un livello più basso, ma è sempre qui nel bacino. Questo lo chiamiamo l'uso dell'acqua. Invece per il rigo è un consumo, o uso consuntivo si dice, consumptive use in inglese, il termine tecnico nell'agricoltura, anche nella idrologia. Però globalmente comunque l'acqua non è consumata. Consumalmente non sparisce l'acqua da milioni, 3 miliardi di acqua, ma non è quello che ci interessa. Mi interessa quanti soldi ho io nella banca, non gli altri. Per questo motivo si parla del consumo. Questa è la parola che usiamo. Volevo chiederle in particolare il Mediterraneo. So che il Mediterraneo ha un tasso di evaporazione molto elevato, per cui i fiumi non bastano e occorre che dall'oceano entri nel Mediterraneo. Com'è il trend in questo caso? Okay. Ci sono dati? Ci sono dati su questi trend. Innanzitutto, in media la temperatura dell'oceano del Mediterraneo sta aumentando. La temperatura dell'aria sta aumentando del 1,8 gradi negli ultimi 40 anni e la temperatura superficiale del Mediterraneo pure di 1 grado, 1,2 gradi. Ovviamente c'è una variazione, ma in media c'è questo aumento. Questo ha due effetti: un aumento della evaporazione, che del Mediterraneo in realtà non è un problema, per acqua nel mare c'è tanta. Sì, però. Ma c'è un altro problema con la temperatura alta che incide sulle perturbazioni atmosferiche, per esempio la tempesta Boris, la perturbazione Boris che ha prodotto le alluvioni nel settembre del 2024 in Europa centrale, con tanti morti. Questa precipitazione di Boris è stata aumentata del 10% dalla temperatura alta del Mediterraneo. Quindi tutto è legato. Certo. E più che ci interessa non è tanto l'evaporazione dall'oceano, ma dal continente. In media aumenta. Quanto aumenta in media? Tanto quanto il cambiamento della precipitazione. E quindi negli ultimi 40 anni, sempre in base al studio del mio studente, del 5%. In media c'è un aumento significativo della precipitazione e lo stesso aumento anche della evaporazione. Quindi abbiamo temporali e uragani. Sì, anche gli uragani stanno aumentando. Perché? Perché c'è più energia disponibile nell'atmosfera. Uragani hanno a che fare richiedono 3 ingredienti. La ricetta per fare un uragano. Come si fa un uragano? Ci vogliono 3 ingredienti. Prima cosa, ci vuole una temperatura alta del mare, del 28 gradi o di più, 29 gradi, fino a una profondità di 50 metri. Primo ingrediente. Quindi più vicino siamo all'equatore, più probabili sono gli uragani. Primo ingrediente. Secondo ingrediente è la forza di Coriolis, che ha a che fare con la rotazione della Terra, che è 0 all'equatore, quindi all'equatore non ci sono per questo motivo, anche c'è tanto caldo, ma non ci sono neanche al polo per motivi della temperatura, quindi in una zona tra 8 e 20 gradi sull'emisfero meridionale e settentrionale gli uragani sono. E la terza cosa è il profilo dell'atmosfera, diciamo un profilo più stabile che anche può aiutare a produrre questa rotazione dell'uragano. Professor Bröschel, parli tedesco o inglese? Sì, anche inglese, sì. Inglese, okay. So I'm here with students from the Florida International University. We have a global center here. We are architects and town planners.
So we have seen many of these presentations, and I know you are an expert, and I'm from Berlin, and I know the Potsdam Institute very well. So the main question is, besides seeing all these analysis and diagnosis about the problems we have on this planet, we architects and engineers and town planners are interested in solutions. Now, many solutions that we are targeting are mostly then synchronized with AI data-driven planning tools and rating systems that include, for example, an energy, water, or food nexus passport for building operations, etc. And they are linked to cloud platforms that are synchronized. Of course, there are many hallucinations, but it helps to find ways to analyze, diagnose, and predict with the help of AI data-driven processes how much the consumption is per person, per year, or in a large scale, a city or a region or a country. How do you see these solution strategies? Because please consider this, I think everyone is tired by just looking at these slides every day and reading it. We want to have solutions, practical solutions. Ok, rispondo in inglese, se posso. Yes, you've been talking about forecasts with various methods, using data-based methods and other methods. Forecasts are not the solutions. They can assist, support solutions, but they are not the solutions. Solutions are those that I've been showing, technological solutions, political solutions, etc. Various methods can assist in strengthening our forecast capabilities, and this can be AI or more physically based models, but it's not enough. It's not enough to do forecasts. We also need to think how to do it, and of course we have two objectives. One is adapting, climate change adaptation. The other is mitigation. They're two different fields. So we need to adapt, and this needs to be done locally. So everywhere, every single town on the world needs to adapt in a way that is locally most efficient. But mitigation is not a local thing. Mitigation is a global thing. There are two different ways. And of course, science and forecasts can help, but they are not everything. We also need to put them in practice. As Leonardo da Vinci said, it's not enough to know, we also need to do. Ok. Altre domande? Prego. Sì, certo. Volevo fare una domanda particolare, cioè l'acqua, tutta l'acqua dolce dei fiumi che va in mare viene considerata acqua persa? Cioè non potrebbe essere utilizzata maggiormente? Lo so che certi fiumi ormai quasi non buttano più acqua in mare, ad esempio il Colorado mi pare che è un po' in crisi in questo senso, ma io penso che si potrebbe utilizzare maggiormente, o no? Sì. Ha senso? Non funziona? Ok, tutta l'acqua che va dai fiumi nell'oceano è acqua persa. Sì o no? Sì o no, perché? Perché il consumo della società non è l'unico consumo, anche c'è il consumo degli ecosistemi. E questa è questa tensione che abbiamo adesso quasi dappertutto. Come facciamo? Quanta acqua diamo alla società e quanta acqua agli ecosistemi? Quindi secondo me non tutta l'acqua che va all'oceano è sprecato, perché l'acqua nei fiumi anche ha una funzione molto rilevante nel sostenere gli ecosistemi, della morfologia dei fiumi, eccetera. Ma se consideriamo sia l'acqua per l'ecologia che quella per la società, possiamo anche ottimizzare, e questo va bene. Ma spesso c'è tanta acqua
dove non ne abbiamo bisogno, perché nel Rio delle Amazzoni ci sono in media 100.000 metri cubi al secondo, 100.000 metri cubi al secondo che vanno dal Rio delle Amazzoni all'Oceano Atlantico, acqua persa. Anche probabilmente 50.000 metri cubi andrebbero bene, direi. Sì. Ma questo il problema è non esattamente dove ne abbiamo bisogno. Per questi motivi c'è l'economia, l'acqua virtuale, ci sono diversione, eccetera. In effetti poi i fiumi portano al mare delle cose anche che servono al mare, a pensarci bene. Cioè, sarebbe sbagliato sbarrare completamente l'acqua dolce, perché molte sostanze chimiche, organiche, eccetera, che arrivano al mare servono poi al mare. È giustissimo. Anche i sedimenti. Anche adesso abbiamo un nuovo regolamento dell'Unione Europea sul ripristino della natura, che è stato accettato, se non mi sbaglio, l'ultimo anno, l'ultima estate, che prevede un ripristino di 30.000 chilometri di corsi d'acqua in Europa. E ripristino vuol dire sia per la quantità dell'acqua che per la qualità dell'acqua e anche per i sedimenti, e evitare ostacoli, sbarramenti, togliere sbarramenti. E quindi dobbiamo considerare questo problema in un modo integrato. Bene, ci sono altre domande, altre curiosità, altri chiarimenti? Vedo che ci sono anche studenti, quindi vabbè, poi lo avrete anche nei prossimi giorni, quindi avrete modo di sentirlo. Prego. Grazie. Non ho capito qual è la forza di Coriolis, che sarebbe 0 all'equatore e 0 anche ai poli. Mi sembra strano. Sì, ma è così. È così. La forza di Coriolis è una accelerazione, diciamo, che ha a che fare con la rotazione della Terra. Se sei sul polo, questa forza è un massimo, perché la Terra gira. Se invece sei perpendicolare all'asse della Terra, la componente di questa rotazione è 0, perché tu sei perpendicolare all'asse della Terra. Invece anche al polo è un massimo, anche sul polo sud. No, al polo nord è un massimo, al polo sud è un massimo con la direzione opposta, ma all'equatore è 0. Prego. Sì, volevo sapere io se poteva spiegarmi un pochino di più cioè quella cosa dell'acqua digitale, diciamo, perché mi interessa, poi io non ne conosco niente magari, però era interessante perché appunto... Bene, qui, l'acqua virtuale. Questa è l'acqua virtuale, è un concetto, non è un concetto tecnico, è più un concetto per la comunicazione, ma è l'acqua consumata durante la produzione di un prodotto, durante la produzione degli alimentari. E innanzitutto è la evaporazione durante la crescita dei prodotti, ma anche durante la catena produttiva della elaborazione degli alimentari. Quindi tutto insieme, anche per fare una macchina ci vogliono tante tonnellate d'acqua, perché non è per la crescita dell'acciaio, ma in tutta questa filiera ci vuole acqua per vari motivi. Questa è l'idea dell'acqua virtuale, che possiamo innanzitutto fare un conto, la contabilità di quanto acqua viene consumata, ma anche per fare uno scambio degli alimenti tra zone dove piove di più, dove forse non è necessaria l'irrigazione, in questo caso questo uso dell'acqua
il consumo dell'acqua aggiuntivo non è necessario, verso le zone dove piove di meno. Questa è l'idea della casa dell'acqua virtuale. Ok. Si potrebbe fare questo disegno anche per i prodotti, l'automobile, il televisore, eccetera, eccetera. Le terre rare che consumano, mi pare, tantissima acqua. Esattamente, si può fare anche, ci sono lunghe liste dell'acqua virtuale per ogni prodotto e pure per le macchine, sì, esattamente. E questa quantità è enorme, enorme quantità di acqua. Volevo chiederle, quando considerate le quantità di acqua appunto per uso umano, non tenete conto della possibilità che ci sia una quota inutilizzabile perché troppo, diciamo, inquinata genericamente? Cioè questo fattore non viene preso in considerazione in tutte queste simulazioni? Sì, la qualità è molto importante. Adesso ho parlato principalmente della quantità dell'acqua. Anche la qualità dell'acqua è super importante, e perché c'è un mondo della chimica e della gestione della qualità dell'acqua, l'uso dei centrali di depurazione, per esempio, per aumentare la qualità dell'acqua, prima di mettere l'acqua nera dietro al fiume, al sistema naturale. Anche questo mondo è molto importante e richiede sistemi di depurazione da un lato, ma anche dall'altro lato sistemi di ridurre l'inquinazione prima che venga nell'acqua, non soltanto che alla fine del tubo, anche prima della fognatura. Questi due approcci. Anche questo è un mondo in se stesso che ovviamente è molto importante. E le dinamiche sono simili, più facile in un paese più sviluppato economicamente, in una situazione migliore. Nei paesi in via di sviluppo anche questo è un problema molto rilevante, perché le tecnologie, non soltanto per motivi economici, anche per motivi culturali, motivi dell'educazione. Per esempio, vi do un esempio, desalinizzazione dell'acqua, è una possibilità, non ne ho parlato, perché c'è tanta acqua in oceano, perché non usiamo l'acqua dell'oceano, facciamo una bella desalinizzazione, esce acqua pulita, acqua dolce. Ok, ci sono vari problemi. Innanzitutto ci vuole tanta energia, ma tanta energia è un problema. Quindi abbiamo anche un problema energetico, non abbiamo soltanto una crisi idrica, ma non è il tema di oggi, ma anche una crisi simile energetica. Anche le soluzioni in questa crisi non sono banali. Ma non soltanto questo, in particolare nei bacini, nei paesi meno sviluppati, c'è anche un problema culturale della manutenzione. Non sono problemi di fondi, no, anche la manutenzione non è la stessa cosa in tutto il mondo. In alcuni paesi del mondo c'è la carta nel bagno pubblico, in altri paesi invece no, perché non è la mancanza dei fondi, ma è un elemento culturale. Anche questo problema non possiamo risolvere soltanto a livello ingegneristico, ma a tutti i livelli anche della cultura. Bene, ci sono altre domande, altri chiarimenti? Mi sembra che in queste ultime domande sia emerso proprio quello che lei ha detto all'inizio, cioè non è soltanto un fatto tecnico, non è soltanto una cosa che riguarda gli ingegneri o i chimici, ma riguarda molti aspetti, l'economia, la politica, i fenomeni di emigrazione che li abbiamo perché le persone non hanno più acqua e devono spostarsi e devono migrare. Quindi anche quelli sono problemi estremamente importanti, non facili da risolvere, ma per i quali credo che bisognerebbe cominciare. Iniziare a lavorare, ci hanno già iniziato, i risultati però non è che siano granché positivi. Come Accademia noi abbiamo fatto
in questi ultimi anni 2 seminari sulla transizione energetica e la transizione ecologica. L'anno scorso abbiamo fatto un forum sul cambiamento climatico, quindi noi cerchiamo come Accademia di mettere insieme gli aspetti scientifici e letterari, culturali in generale, per comprendere questo problema. Direi che a questo punto possiamo veramente ringraziare il professor Bloch, ringraziare tutti voi per la presenza, e la prossima conferenza sarà domani, e domani parleremo, domani avremo il professor Bianchi, o meglio ci sarà il Museo di Storia Naturale che assieme a noi fa una serie di conferenze, e la conferenza di domani è del professor Bianchi sulle grotte sottomarine e sulle popolazioni che vivono sugli ecosistemi di queste grotte sottomarine. Quindi domani alle 17. Grazie a tutti e buonasera. Grazie a voi. Grazie.